soprattutto chiamato Dieta Perfetta. Salvatore è qua con noi. Salvatore, ancora buongiorno, è bello scambiare chiacchiere con un esperto in questo settore durante le canzoni. Allora, Salvatore, intanto mi chiedono qui su Facebook dove possono acquistare il libro. Allora, intanto il libro si intitola, questo secondo libro, questo mio ultimo libro, si intitola I principi scientifici della dieta perfetta, sì. Il metodo dietetico del dottor Baiamonte. Questo libro è stato pubblicato dalla Plettica Editrice di Luca Castagna di Salerno ed è praticamente un editore specializzato per pubblicazione più di alto livello, pubblicazioni scientifiche e universitarie. Comunque il libro non è complicato. Chiaramente non è come il primo libro, La vita perfetta, perché quel libro ha un approccio per tutti. Questo libro si può dividere in due parti. Una prima parte dove c'è la mia teoria della dietetica ed è stata affrontata in maniera molto più analitica rispetto al primo libro. E una seconda parte che è per tutti, dove ci sono le diete che tutti possono affrontare. Quindi qualsiasi persona, donna o uomo, può utilizzare questo libro per studiare per mettere a punto un proprio regime dietetico per tutta la vita, a qualsiasi età. La caratteristica è appunto che questo libro mi era stato chiesto dalla Open Work, il primo editore, perché hanno visto il successo del primo libro e hanno chiesto l'approfondimento. Poi la Open Work lo aveva accettato, ma però per una serie di problemi tecnici non abbiamo potuto pubblicare. Però l'Open Work sta avendo delle difficoltà tecniche, ma manteniamo ancora tuttora un rapporto professionale e personale molto buono. Loro comunque mi hanno aiutato a trovare questo editore e sto avendo anche una bella esperienza con questo editore, che è un editore che sta credendo molto nel libro e lo diffusione soprattutto a Napoli, comunque si può trovare in internet. A Favara comunque ho lasciato qualche copia al Papiro, alla libreria al Papiro, e qualche altra copia nella libreria Pirola Maggiore. Quindi basta girare con la Sì, ad esempio ho lasciato parecchie copie alla libreria De Leo, che è la mia libreria di riferimento, che siamo buoni amici e mi ha chiesto subito abbastanza copie, quindi anche la libreria De Leo di Agrigento si può trovare questo libro, I principi scientifici della dieta perfetta. Addirittura si può trovare ancora qualche copia del primo libro, La dieta perfetta. Quindi in Italia è quasi esaurito comunque. Quindi il primo libro quasi esaurito si chiamava Dieta Perfetta. La dieta perfetta, questo è I principi scientifici della dieta perfetta, dà proprio una spiegazione scientifica su come deve essere costruita una dieta. Voi conoscete sicuramente la dieta Dukan e la dieta Montignac, che vengono chiamate diete low carb, tipo anche la dieta Zone. Ecco, il mio libro è un metodo scientifico che ingloba tutte le diete, cioè il mio libro parla di energia, quindi uno deve basare la propria dieta perfetta a livello energetico, quindi anche se utilizza come modello, e se giustamente da buon dottore nutrizionista ho messo un modello dietetico che è il modello mediterraneo, quindi ho messo 4 diete basate sulla dieta mediterranea, rispettando i larmi, in modo che le persone possano affrontare un regime dietetico con tutta sicurezza, quindi far sì che si faccia una dieta, che una persona segua una dieta dove le proteine devono essere inserite in maniera corretta, quindi almeno 1 grammo di proteine per chilogrammo di peso corporeo, la giusta quantità di grassi e la giusta quantità di carboidrati. E questo naturalmente questa dieta segue i larmi che fa sì che una persona possa continuare la sua dieta in tutta sicurezza e fa sì che questa persona possa ammalarsi il meno possibile e vivere più a lungo. Se uno poi vuole seguire la dieta Dukan o la dieta Montignac, ecco, infatti questo libro nasce proprio per contrastare la teoria di Montignac, che è molto famosa nel mondo, perché lui parla di indici glicemici. Ora, secondo me, quello che ha detto, secondo me, una teoria come quella, una dieta come quella di Dukan e dieta Montignac, si considerano anche delle diete furbe, perché queste diete all'inizio sembrano che facciano bene, facciano dimagrire subito, ma la verità è che creano un forte sovraccarico metabolico. Praticamente si ha uno spostamento nel network ormonale in modo che
la fisiologia dell'organismo umano venga accelerata. A breve termine sicuramente non farà grossi danni, ma se uno segue questa dieta, alla lunga questo sovraccarico metabolico può causare delle gravi patologie. Spero che perde peso, però poi alla fine si ammala con il passaggio del tempo, quindi... Sì, perde peso, certo, una dieta iperproteica, la prima cosa che fa, alza il livello di glucagone. Ora il glucagone è quel particolare ormone che viene prodotto dalle cellule beta del pancreas, che ha la funzione che si attiva, che aumenta di concentrazione nel circolo sanguigno quando si segue una dieta iperproteica. Il glucagone, la caratteristica del glucagone è che è un ormone che iperattiva il metabolismo basale. Ora dico, per breve termine non fa niente, però alla lunga questo sovraccarico metabolico dovuto a un innalzamento eccessivo dell'ormone glucagone può creare dei seri danni. È giusto seguire una dieta dove tutto il network ormonale, quindi tutto il network ormonale sia in equilibrio. Quindi per esempio il bilanciamento, una dieta dove una volta che uno si è alimentato, una volta che uno ha fatto la colazione, uno fa il pranzo o la cena, i livelli di insulina e glucagone e tutti gli altri ormoni che entrano in gioco durante la fase della digestione entrano nel sangue in maniera corretta, e questo fa sì che uno digerisce bene, il network ormonale, la fisiologia ormonale non venga aggredita dal punto di vista fisiologico, anzi si mantiene una fisiologia ormonale equilibrata, e una persona con questo tipo di dieta riesce a dimagrire senza far male al proprio organismo. In dieta energetica, appunto così, dieta energetica. No, però è una dieta che si basa sul concetto di energia, perché sì, l'indice glicemico, monti bianchi, addirittura arriva a dire che le chilocalorie, l'energia non esiste. Però io lo affermo, la mia teoria è la teoria classica, è la teoria dell'energia. È lo stesso concetto quando noi buttiamo la pietra da un grattacielo, questa pietra per arrivare alla fine del grattacielo impiegherà una quantità di energia, ed è una legge universale, è stata scoperta da Newton. Questa stessa legge io l'ho trasferita nel modello fisiologico, cioè l'alimentazione fa sempre uso dell'energia. E questa energia, quando una persona deve essere paragonata per forza a una caldaia, non è come dice Montignacchi che non siamo una caldaia, noi non siamo una caldaia, perché abbiamo bisogno di energia per vivere, e questa energia noi abbiamo bisogno, la traiamo dagli alimenti. Una macchina per esempio la prende dalla benzina, l'uomo la prende dagli alimenti, quindi l'uomo quando si nutre il proprio organismo rispetta il primo e secondo principio della termodinamica, ed è qui che entra la mia teoria, è lì che io spiego al lettore in maniera innovativa, una visione innovativa di come deve essere interpretato il meccanismo fisiologico dell'uomo, alla luce proprio del primo e del secondo principio della termodinamica, cioè il principio della conservazione dell'energia e il principio del disordine verso l'esterno. E questi principi sono dei principi universali che saranno validi da ora a 1000 anni a venire. Bene, allora noi prendiamo la linea ancora, mi dicono che abbiamo una bella canzone di Raffaella Carrapedro, e poi subito dopo la pubblicità ritorniamo